Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Stiamo continuando il nostro viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto, ma quest'oggi parleremo di un prodotto che ha origine in un'altra regione, la regione confinante, il Friuli Venezia Giulia. Parleremo infatti del formaggio Montasio DOP e proprio per questo siamo in collegamento con il direttore del Consorzio di Tutela, Renato Romanzin. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito. Io le chiedo immediatamente qual è la distinzione, la caratteristica principale del formaggio Montasio DOP. La caratteristica è quello di essere il formaggio della tradizione dell'arte casearia dei territori del Friuli Venezia Giulia e di parte del Veneto orientale. È l'erede legittimato dell'latteria. Il suo nome lo prende dalle Alpi Giulie perché è il formaggio che veniva fabbricato negli alpeggi e dove già nel 1200 i monaci benedettini di Moggio abbiamo trovato tracce di cui si parlava. Inoltre nel 1770 già nei preziari del governatorato della città di Udine era citato come il formaggio più importante e si caratterizzava dal fatto che era un formaggio che poteva durare nel tempo. Quindi perché tutte le piccole latterie dovevano fare un formaggio che gli durasse nel tempo e si potesse anche stagionare per i periodi in cui poi non riuscivano ad avere il prodotto e il latte. Senta, la interrompo perché adesso ci vediamo una breve scheda tecnica che ci inquadra e ci spiega un po' il prodotto e poi ci risentiamo subito dopo. Prego. Il Montasio DOP, formaggio a pasta dura e cotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ha una lunga storia che risale al 1700, quando i monaci dell'abbazia di Moggio Udinese affinarono la tecnica di produzione del formaggio. Tecniche che si diffusero poi lungo tutte le valli delle Alpi Giulie e Carniche, per arrivare sino alla pianura friulana e veneta. La zona di produzione del Montasio DOP comprende infatti l'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia, delle province di Belluno e Treviso e parte di quelle di Padova e Venezia, nel Veneto. Il latte con cui si produce il formaggio Montasio DOP proviene da munte consecutive e deve essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura, per poi essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta. La massa ottenuta dalla lavorazione viene posta nelle caratteristiche fasciere che riproducono il marchio di origine e la data di produzione. A seconda del periodo di stagionatura, il sapore può variare da delicato, quando il prodotto è giovane con una stagionatura minima di 60 giorni, il tipo fresco, fino a più deciso e aromatico, con il protrarsi della maturazione. I tipi mezzano o semistagionato, stagionato e stravecchio. Il Montasio DOP ha forma cilindrica, a facce piane, crosta da liscia ed elastica a secca e più scura in relazione alla stagionatura. La pasta è di colore giallo paglierino, con leggera occhiatura e consistenza compatta, che con il passare dei mesi diventa granulosa e friabile. Il Montasio DOP fresco ha sapore morbido e delicato. Il tipo mezzano o semistagionato ha un sapore più deciso, con pienezza particolare. Lo stagionato presenta infine sapore forte, deciso e aromatico, con piccantezza non eccessiva. Infine lo stravecchio ha sapore particolarmente forte, deciso e aromatico. Il Montasio DOP è un ottimo formaggio da pasto. Si presta anche come ingrediente per realizzare antipasti, per insaporire primi e secondi piatti, nonché per la preparazione di dessert. Il Montasio DOP fresco si sposa con i vini secchi e aromatici, il semistagionato con il friulano o con un merlot, lo stagionato trova un ottimo abbinamento con il raboso del Piave e con il cabernet e il refosco. Bene, rientriamo in studio, ci siamo visti questa scheda tecnica. Direttore, abbiamo ascoltato appunto dalla scheda che l'area di produzione del formaggio Montasio interessa tutto il Friuli Venezia Giulia, oltre alle province di Treviso e Belluno e parte delle province di Padova e Venezia. Come si distribuiscono i produttori in questo vasto areale?
Ma in questo vasto areale il rapporto è 60% della produzione in regione Friuli Venezia Giulia e 40% nella parte del Veneto orientale. E senta, e invece per quanto riguarda la produzione, quanto formaggio Montasio si è prodotto nel 2020? Nel 2020 si sono prodotte 925.000 forme, con un incremento di circa il 10% di forme in più rispetto al 2019. E senta, e le tipologie perché ci sono le diverse tipologie, abbiamo sentito dalla scheda, quali sono quelle che vanno per la maggiore? Diciamo il 70% del prodotto viene venduto tra i 60 e i 90 giorni e il 20-25% tra i 120 e i 180 giorni e l'altra parte, quel 5-10%, diventa un montasio stagionato. Quindi abbiamo il montasio fresco che va dai 60 giorni ai 120 giorni, il montasio mezzano dai 150 o mezzano o semistagionato dai 150 ai 180 giorni e il montasio stagionato dai 12 mesi e oltre. Dove va a finire tutto questo formaggio Montasio? Diciamo l'80% del consumo avviene presso le catene distributive del nord Italia per la gran parte ed essendo il formaggio della tradizione, della storia e della cultura, per il 70% è consumato nell'area di produzione. E senta, il prodotto finisce anche all'estero? Sì, una parte va anche in alcuni mercati esteri, Per esempio? Stati Uniti, l'Austria e il Giappone. Ho capito. Com'è andata nel 2020, che è stato l'anno della pandemia? Ma l'anno 2020 lo possiamo considerare un anno buono, positivo. C'è stato un ritorno di affezione da parte dei consumatori, forse anche perché il mondo della ristorazione dell'Horeca era chiuso, quindi si è consumato di più a casa e si è consumato di più sui prodotti anche della tradizione casearia e apprezzata di più. E adesso il 2021 come sta andando? 2021 è in equilibrio con i primi mesi del 2020, per ora. Bene, senta Presidente, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, abbiamo inquadrato nei pochi minuti che abbiamo a disposizione il prodotto, la ringraziamo per essere stato nostro ospite oggi e un buon lavoro a tutti voi e arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci, grazie, arrivederci.